La scomparsa di Gianpietro Benedetti segna un momento di grave lutto per l'imprenditoria del Friuli. Domenica, all'età di 81 anni, se n'è andato un grande capitano d'industria, capace, visionario e sempre attento alle trasformazioni dell'economia mondiale. Benedetti ha legato tutta la sua vita alla Danieli, dove aveva iniziato nel 1961 come disegnatore tecnico, prima di scalare i vertici fino a raggiungere la presidenza del gruppo, passando per la carica di direttore generale e amministratore delegato, fino al 2018, quando gli è subentrato Giacomo Mareschi Danieli, figlio di Cecilia Danieli, che proprio insieme a Benedetti contribuì allo sviluppo e alla trasformazione del gruppo, balzato tra i primi 3 produttori europei di acciaio e poi industria capace di progettare e consegnare impianti siderurgici chiavi in mano. Oggi il gruppo conta 8.600 addetti in tutto il mondo, di cui 6.000 in Friuli Venezia Giulia. Dal dicembre del 2021 era presidente di Confindustria Udine. Tanti messaggi di cordoglio da parte del mondo politico e industriale, dal presidente della regione Federica al sindaco di Udine De Toni, parlamentari, colleghi imprenditori. Benedetti ha caratterizzato la sua attività anche per uno spiccato mecenatismo. A fine gennaio 2023 il Consiglio Comunale di Udine gli conferì la cittadinanza onoraria. Il Comune di Udine, in segno della sentita riconoscenza e della più alta stima, conferisce all'ingegnere Gianpietro Benedetti la cittadinanza onoraria della città di Udine per l'eccellenza raggiunta nel settore imprenditoriale e il contributo offerto allo sviluppo economico e alla promozione sociale del Friuli. Dopo l'emozione viene il senso di un equilibrio dare ed avere, quindi cercheremo di fare ancora qualcosa nel futuro che possa rimanere. Ultimo esempio l'investimento per la riqualificazione dell'ex area del birrificio Dormish, che diventerà un polo di formazione.